previsione finanziaria 2016-18, articolo 151 del decreto legislativo numero 267 del 2000 e articolo 10 del decreto legislativo 118 del 2011. Nel 2016 gli enti locali approvano il bilancio di previsione triennale secondo lo schema previsto dal decreto legislativo numero 118 del 2011. Il decreto legislativo numero 118 del 23 giugno 2011 si pone la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali, ivi compresi i conti del settore sanitario, omogenei e confrontabili tra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche. Le sue finalità sono anche quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri e quelli in corso di realizzazione e dall'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale, economica e finanziaria. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. È soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema, conoscitivo e autorizzatorio. Il bilancio in particolare che ci troviamo a discutere ha un punto centrale che era già stato preannunciato nel consuntivo 2015, che riguarda la sofferenza tributaria accumulata dal 2011 e 2012 in poi, che quindi riguarda le due ultime amministrazioni. Se ricordate, nel consuntivo 2015 l'avanzo è stato accantonato come fondo crediti di dubbia esigibilità. Ovviamente la parte più sostanziale di questa sofferenza tributaria riguarda l'IMU. Quindi questo bilancio di previsione praticamente, cioè tutto il lavoro di predisposizione, di costruzione di questo bilancio parte da meno 250.000, che è la media di sofferenza tributaria di queste annualità che, ripeto, partono dal 2011 ma soprattutto dal 2012. E quindi quest'anno, anche in base ai nuovi principi contabili, non è consentito di mettere a bilancio un'entrata teorica, ma vale il principio di cassa, e quindi questo è un problema notevole, perché questa amministrazione l'ha affrontato cercando di interloquire con i soggetti in sofferenza e di cominciare perlomeno a trovare delle soluzioni parziali. Ma è chiaro che questo problema condiziona notevolmente questo bilancio, che parte da un segno negativo molto forte. Il secondo passaggio che abbiamo fatto è quello di agire sul fronte delle entrate e delle spese, e soprattutto per contenere le spese, per cercare di raggiungere delle economie, cercare di razionalizzare i consumi. Nemmeno questo primo passaggio ha dato un risultato definitivo, e quindi è stato necessario anche agire sulla voce importante del bilancio che riguarda le quote capitarie, di cui del resto è un problema all'attenzione della conferenza dei sindaci, in quanto più volte è stata chiesta una rendicontazione precisa di queste voci, e che abbiamo parzialmente risolto dilazionando, in accordo con la dirigenza dell'ASL, dilazionando in 3 annualità la quota capitaria del 2016. Il riallineamento definitivo
del bilancio è avvenuto tramite, diciamo, l'attività accertativa messa a svalutazione proprio dei contributi in sofferenza, e questo ha garantito la quadratura del bilancio. Ovviamente questo, voglio dire, già l'anno scorso, se ricordate, abbiamo dovuto far leva abbiamo dovuto agire sulla leva tributaria, che quest'anno invece viene invariata, quindi i tributi come IMU, TASI, IRPEF rimangono invariati, e la Tari, chi era presente al Consiglio scorso ricorda che il risultato è positivo, nel senso che siamo riusciti tramite la raccolta differenziata, e soprattutto quella del vetro, ad avere un piano finanziario più dimensionato, che ha permesso di introdurre delle novità, come l'esternalizzazione del servizio ad ASVO, che già lo fa per quasi tutti i comuni del nostro comprensorio, e la liberazione anche di energie nel settore tributi e di conseguenza nel più complessivo settore finanziario, e di introdurre anche nuovi servizi come un certo numero di interventi sul servizio spazzamento, la sostituzione dei cestini, e soprattutto arrivare a una riduzione delle tariffe per quanto riguarda le utenze domestiche, che va dal 4 al 7%. Quindi da questo punto di vista della leva tributaria, penso che in questo quadro di generale difficoltà sia stato raggiunto un obiettivo importante. E ovviamente le prospettive per i prossimi bilanci 2017-2018 diventano ancora più difficili, quindi bisognerà procedere ad ulteriori economie e ulteriori razionalizzazioni delle spese. Ovviamente già prima anticipavamo, in base alla domanda del consigliere, che anche nel settore del personale si andrà a una razionalizzazione obbligatoria dovuta ai pensionamenti che susseguiranno tra 2016, fine 2016, nel 2017 e nel 2018, e che investiranno il settore diciamo esterno, quello degli operai, il settore tecnico, il settore dell'anagrafe e quello della polizia locale, che vabbè è in unione, ma ovviamente vi saranno ripercussioni anche nei due comuni che attualmente compongono questa unione. Quindi un ragionamento andrà fatto anche nel settore sociale, quindi è un ragionamento che elenchiamo per titoli questa sera, ma che sicuramente va affrontato. Nonostante queste difficoltà, credo che siamo riusciti a garantire diciamo quella che è forse la ricchezza di fondo della nostra comunità, come del resto di tante altre comunità: i contributi per le associazioni sportive, culturali, ambientali, i contributi alle scuole materne, i contributi a associazioni che agiscono nel sociale come la Don Marcello Labor, alle iniziative culturali più qualificate, dall'estate in villa ad Alvisopoli, i festeggiamenti di Ferragosto e a tante altre, e a garantire un minimo di interventi che sono necessari sul settore della viabilità e del patrimonio. Oltre a questo vorrei evidenziare un altro elemento che seppur faticosamente attraverso il percorso che vi ho sintetizzato siamo riusciti a raggiungere il pareggio di bilancio, ma soprattutto a riconfermare quei parametri positivi che hanno caratterizzato gli ultimi bilanci e la conduzione del settore finanziario in generale. Quindi io pregherei adesso i
singoli assessori se vogliono evidenziare alcuni aspetti del bilancio che in particolare possono interessare gli altri consiglieri. Per quanto riguarda la parte relativa ai lavori pubblici e manutenzioni, vengono riproposte più o meno le stesse cifre che erano state già messe a bilancio nel 2015, per cui i principali centri di costo sono, per quanto riguarda la gestione del patrimonio, gli edifici comunali, cimiteri, scuole, impianti sportivi, la viabilità, l'illuminazione pubblica, gli automezzi e la parte poi relativa alla sicurezza. Due cose da segnalare rispetto al budget che è previsto per la viabilità. Inseriamo come l'anno scorso un budget abbastanza consistente per il rifacimento della segnaletica orizzontale in particolare, ma anche sostituzione di verticale, perché siamo in una situazione abbastanza precaria sotto questo punto di vista. E sempre nella viabilità gli interventi che abbiamo inserito per la pulizia delle fognature sono interventi poco visibili, ma che sono importanti e fondamentali nei momenti in cui succedono episodi temporaleschi molto forti. Ecco. E poi c'è da sottolineare il risparmio che è stato concretizzato con il nuovo contratto che abbiamo fatto per la gestione degli impianti di riscaldamento affidato a Veritas, per cui abbiamo ottenuto un risparmio che poi si trova spalmato nei vari capitoli. Per quanto riguarda sempre i lavori pubblici, poi ci sono tutte le spese in conto capitale che vanno a coprire quelle che abbiamo visto essere le opere previste nel triennale, e in più ci sono gli interventi che invece derivano dai triennali passati, che verranno evidentemente realizzati quest'anno. In particolare gli interventi che sono previsti alla Toniatti, per cui la sistemazione degli spazi esterni. L'affidamento di questo intervento è già avvenuto a marzo e i lavori potranno avere avvio a giugno, quindi in modo abbastanza immediato. E poi gli interventi sulla maglia idraulica, anche questi, per questi i soldi sono già stati trasferiti al consorzio bonifica, per cui sono interventi che comunque saranno avviati quest'anno nel mese di ottobre. E poi la riqualificazione di tutte le centrali termiche, delle principali centrali termiche, quindi municipio, biblioteca, lago, palestra Toniatti, sempre a carico di Veritas, e questo era stava nell'accordo, diciamo, del nuovo contratto, quindi l'efficientamento e l'adeguamento delle centrali termiche ai fini appunto del risparmio energetico. Ecco, tutto qua. E i sottopassi, ecco, l'ultima opera che comunque dovrà prendere avvio a breve. Prego, Sì, io brevemente, riprendendo quanto detto dal sindaco in precedenza, appunto volevo sottolineare che questo, che comunque a partire dal DUP, in un periodo appunto di sofferenza economica per l'amministrazione, si è cercato ed ottenuto anche di non inserire tagli nei settori appunto quelli dell'istruzione, della cultura, delle politiche sociali, per cui quello che vorrei sottolineare senza entrare nelle voci specifiche di bilancio è quello che ad esempio si sono mantenuti i contributi e aumentati anche in parte i contributi alle scuole materne paritarie del nostro territorio, e si assicurano la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, i buoni libero, naturalmente l'attività di recreazione scolastica, il mantenimento dei trasporti scolastici, quindi in tutti questi settori non si è andati a tagliare, insomma, in alcuna maniera. Altrettanto in un settore come quello delle attività culturali si è mantenuto, insomma, le progettualità che erano in essere già da anni, per cui appunto tra quelle citate quelle del teatro in villa, piuttosto che dei festeggiamenti del Ferragosto qui in piazza, e delle altre iniziative di concerti e manifestazioni varie dislocate anche nelle varie località del comune, insomma, anche perché proprio in momenti forse di crisi economica c'è anche una maggiore richiesta proprio di queste attività culturali da parte della popolazione. E poi si sono mantenuti anche i contributi appunto a favore di associazioni operanti sia nell'ambito ricreativo che culturale. Sottolineo particolarmente, ecco, la collaborazione con la Don Marcello Labor, che
abbiamo detto tante volte, da dei servizi essenziali come quello del trasporto sociale, del punto prelievi, del banco alimentare e molte altre, per cui anche in questo ambito si sono mantenuti le cifre, insomma, degli anni scorsi. Parallelamente, anche per quanto riguarda il settore delle politiche sociali, che appunto in questi anni naturalmente è uno dei settori probabilmente più delicati, si è mantenuto il servizio domiciliare, di assistenza domiciliare rivolto agli anziani in forma ancora gratuita, lo prevederemo anche per quest'anno, e si sono mantenuti i contributi economici naturalmente a favore delle famiglie, insomma, che ne presentino richiesta. Oltretutto l'altro lavoro, insomma, che riguarda ad esempio l'attivazione del servizio domiciliare per gli alunni stranieri e il finanziamento a progetti vari di natura educativa, quali ad esempio quello dell'arcobaleno della cittadinanza e tanti altri. Sì, no, io solamente vorrei rilevare, insomma, quali sono le cifre più importanti, ecco, per quanto riguarda le mie deleghe. Allora, noi abbiamo delle cifre relative ad incarichi professionali che vengono previste per l'ufficio tecnico, in particolare l'incarico che è stato dato, insomma, ad un architetto, ad un professionista esterno, fanno riferimento ad alcune tematiche di cui abbiamo già avuto modo di discutere in questo Consiglio Comunale, quindi fanno riferimento alle varianti verdi, per le quali l'ufficio insieme al professionista stanno istruendo l'attività, alcune varianti puntuali e la predisposizione del piano del commercio, per cui peraltro stiamo già provvedendo di contattare, di incontrare i rappresentanti dei professionisti, in modo anche di cercare di riordinare, di riorganizzare tutte le nostre attività commerciali e artigianali, soprattutto lungo l'asse viario della statale. Sicuramente le cifre più importanti, più consistenti, le troviamo nel settore dell'ambiente, in particolare abbiamo degli interventi per la conservazione e la salvaguardia della quercia di Villanova. Anche quest'anno quindi prevediamo di stanziare una cifra specifica con uno specifico capitolo a ciò dedicato per salvaguardare questo monumento nazionale che per noi, che è anche il simbolo, insomma, del nostro paese. Molto importante, e qua mi preme proprio sottolinearlo ed evidenziarlo, il contributo che viene dato all'Associazione Amici del Bosco, in modo anche da cogliere l'occasione per ringraziarli per l'attività di manutenzione e di recupero ambientale che fanno, che svolgono in tutto il nostro territorio. Un'altra cifra importante la troviamo per la realizzazione relativa alla realizzazione, insomma, delle opere per il ripristino della pulitura dei canali e del laghetto del Bosco del Bisopoli, per le quali ci auguriamo, insomma, ci si augura almeno di andare, di procedere, di avviarlo il prima possibile. Quindi è volontà nostra cercare di avviarlo, è sempre stato, insomma, di concludere questo progetto il prima possibile. Per quanto riguarda le pari opportunità, qua segnalo una cifra che è stata stanziata, e quest'anno c'è una novità anche in questo settore, perché per la prima volta viene introdotto uno specifico capitolo all'interno del nostro bilancio per questo settore. La cifra fa riferimento a quelle attività che vengono svolte dallo sportello Qui Donna, che nonostante la Regione Veneto non abbia voluto rinnovare, noi abbiamo deciso di rinnovare lo stesso per dare un importante segnale, visto l'importante servizio che svolge all'interno del nostro comune, e parte anche della quota verrà utilizzata anche come fondo per aiutare la Commissione per le pari opportunità nelle attività che svolge durante l'anno. Certamente qua la cifra non è consistente, però mi premeva evidenziarlo e sottolinearlo anche per il segnale che vogliamo dare rispetto alla tematica e l'importanza che noi pensiamo abbia il tema delle pari opportunità. Allora, per quanto riguarda il mio settore, non vorrei neanche io soffermarmi sui numeri, ma allacciandomi a quello che ha detto l'assessore Moretto,
siamo stati in grado di mantenere i contributi alle associazioni sportive e ricreative, sebbene con un leggero ribasso previsto per il 2016 e un ulteriore ribasso per il 2017, anche perché oltre a svolgono un enorme lavoro dal punto di vista sociale, per cui è ritenuto che almeno qualcosa bisognava riconoscere. Per quanto riguarda gli interventi invece è stata prevista la sistemazione degli impianti di illuminazione dei 2 campi sportivi del comune, la sistemazione delle palestre comunali, del manto delle palestre comunali, sia del capoluogo che di Villanova, e poi l'adeguamento del campo sportivo di Villanova, il quale è la cifra un po' più importante. Grazie. Bene, allora è aperta la discussione. Sì, visto che non ci sono interventi, io volevo chiedere al Sindaco 5 minuti di pausa per le nostre riflessioni. Va bene? Qua. La seduta, ci sono interventi, ci sono portati l'illustrazione del bilancio. Prego. Grazie signor Sindaco, grazie anche di averci consentito questo momento un po' di approfondita riflessione su quella che sarà la nostra dichiarazione di voto. Per quanto riguarda il significato della nostra scelta di voto a questo punto del bilancio dell'ordine del giorno. Questa sera il nostro voto, lei comprende benissimo, ha anche una valenza specificatamente politica. Speravamo in un intervento da parte dei consiglieri per poter poi procedere anche a un voto. Non abbiamo avuto il piacere di ascoltare alcun intervento, ma noi come opposizione responsabile e in qualche maniera sempre pronta a collaborare lo facciamo. Noi riteniamo questa sera, anche se ripeto siamo opposizione, di aver fornito fino ad oggi, sempre in questi 2 anni, la massima collaborazione all'amministrazione in una prospettiva di equilibrio, a volte anche critica, ma pensando soprattutto, terminate le elezioni 2 anni fa, al bene del Paese. Oggi ci troviamo a dover ancora evidenziare, e dicevo prima aspettavamo qualche intervento che giustificasse anche molti voti contrari che ci sono stati nei precedenti punti, quindi oggi dobbiamo ancora evidenziare come in questo Consiglio non sia più chiara la posizione di alcuni consiglieri dell'attuale maggioranza che votano contro i provvedimenti della sua amministrazione. Più volte lei sa, abbiamo chiesto di affrontare con chiarezza questa situazione di crisi che è chiara, è evidente, una crisi che si è venuta a creare soprattutto in questi ultimi tempi. Questa sera siamo al completo come Consiglio Comunale, ma non abbiamo percepito alcun segnale di una maggioranza coesa, di una maggioranza compatta, di una maggioranza unita. Per questo noi pensiamo che siamo arrivati al capolinea e quindi le facciamo noi un appello, signor Sindaco. Fossalta ha bisogno di un'amministrazione che possa garantire affidabilità, possa garantire responsabilità in una visione di serena amministrazione, con una maggioranza quindi solida che possa governare i rimanenti 3 anni, perché non stiamo completando, abbiamo ancora più della metà dell'amministrazione davanti e quindi l'amministrazione del Paese da dover gestire. E lei, signor Sindaco, quindi questo è il nostro appello, ha il dovere di trovare la chiave di soluzione di questa crisi. Noi siamo ormai convinti che questo continuo tira e molla, questa agonia debba concludersi con coscienza e responsabilità. Non vogliamo più essere l'alibi che serve a tirare avanti. Chiediamo quindi una precisa presa di posizione. Noi oggi la prendiamo, noi oggi siamo opposizione, per questo voteremo contro al punto 7 dell'ordine del giorno.
Questo nostro voto politico serve per spronarla ancora una volta e per l'ultima volta a prendere in mano la situazione e garantire a Fossalta un governo stabile. Grazie. Grazie Giuseppe. Ci sono altri interventi? Il suo intervento? Ecco, stavolta a questo punto non è che non ci sia 2 senza 3, perché devo dire io qualcosa, ovviamente, perché siamo di fronte al bilancio, anche gli altri punti erano importanti perché erano collegati. Io penso sia un fatto molto grave non dare motivazione, appartenendo ad una maggioranza, non dare la motivazione al Consiglio e ai cittadini presenti delle decisioni che si assumono, perché questo vuol dire non esercitare il ruolo di consiglieri comunali. Questo ovviamente è a intermittenza o in continuazione è circa un anno e mezzo che va avanti. Io prima di fare il sindaco ho fatto 17 anni consigliere comunale e sono stato eletto nel 1980. Tra l'85 e il 90 vi era un'amministrazione tra Democrazia Cristiana e Partito Socialista e il Partito Comunista al quale appartenevo era all'opposizione. Mai e poi mai, anche se le distanze politiche erano notevoli, mi sarei mai sognato e coloro che sedevano nei banchi dell'opposizione si sarebbero mai sognati un comportamento di questo tipo. Anzi, con un sindaco che apparteneva alla Democrazia Cristiana abbiamo fatto un'opposizione costruttiva che in certi momenti ha anche contribuito a risolvere i problemi. E quella fase finale degli anni '80 è stata il preludio di un incontro tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista che ha dato vita ad una giunta di programma, che è stata, credo, nella storia amministrativa di Fossalta un'esperienza felice. E in uno spirito costruttivo da parte di tutti. Ricordo perché in questi momenti bisognerebbe anteporre le motivazioni personali, perché finora non ho sentito nessuna motivazione politica, e mettere davanti l'istituzione, il valore dell'istituzione. In questo modo le istituzioni si calpestano. Diamo un pessimo esempio della politica amministrativa come dovrebbe essere, e proprio a cavallo del 1980 e degli anni 90 credo ci sia stato un esempio di porre in primo piano i problemi della gente di fronte alla difficoltà della politica. E quindi non sono serviti nemmeno i rimproveri delle segreterie provinciali e regionali dei vari partiti, e quell'esperienza è andata avanti e poi si è diffusa nel territorio provinciale, nel territorio nazionale. Quando io parlo, qualcuno mi ha chiesto che cosa intendo per nuova politica, io intendo proprio questo. La gente ha veramente fin sopra la testa e satura di una politica gestita in questo modo, e satura di comportamenti che non vengono spiegati o hanno spiegazioni molto, molto recondite, inconfessabili, indicibili, non dichiarabili pubblicamente, come sta accadendo questa sera, insomma. E quindi la nuova politica è esattamente l'opposto. La nuova politica è la disponibilità nei confronti della gente, è la capacità di affrontare i problemi, è la capacità di risolvere i problemi soprattutto
a livello locale. Come del resto a livello nazionale i tentativi di rinnovamento della politica stanno proprio nel superamento delle contrapposizioni frontali che ci sono state nell'ultimo ventennio e che non hanno portato a nulla, non hanno portato alla riforma istituzionale del nostro Stato, non hanno portato al rinnovamento democratico delle istituzioni, hanno solo portato disoccupazione. Hanno solo portato disoccupazione in particolare giovanile, hanno portato conseguenze enormi da questo punto di vista e quindi dovremmo porci questo problema, lo stesso problema che è stato posto in un recente incontro con il sindaco metropolitano. È un problema questo drammatico, quindi quelle imprese, tutto lo sviluppo che c'è stato, pensiamo alla nostra statale negli anni precedenti, negli anni 90, i primi anni 2000, sta ritornando indietro come un boomerang, e così in molte zone del Veneto dove troviamo aree di forte degrado urbanistico, troviamo imprese che non riescono a pagare più le tasse e un calo occupazionale incredibile. Allora io mi chiedo se in questo modo noi riusciamo a risolvere i problemi, perché il compito fondamentale dell'amministrazione è quello di risolvere i problemi. Io l'ho detto, l'ho dichiarato più volte, che la mia azione amministrativa puntava soprattutto a questo tipo di rapporto ai cittadini, a questa risposta delle esigenze. Quindi qualcuno si è anche scandalizzato, ha detto che non tutelavo adeguatamente i dipendenti comunali. Non è vero, al mio fianco ho uno dei migliori dipendenti di questo comune, quindi le capacità vanno valorizzate. Certo, io non sono qui per 25 dipendenti comunali, sono qui per i cittadini, che anche loro sono lavoratori, non solo i dipendenti comunali, anche tutti i cittadini sono lavoratori. E quindi quando ho cominciato a vedere le code che stavano fuori da parte della gente che doveva accedere agli uffici, per esempio abbiamo fatto un atto molto semplice, abbiamo adeguato gli orari degli uffici a quello dell'afflusso al pubblico. Insomma, anche questo è stato un segnale di cambiamento, piccolo finché si vuole, ma lo è stato. E come del resto in prossimità della Pasqua, quando ho visto il nostro cimitero in uno stato di degrado, nonostante le sollecitazioni, ho dovuto andare personalmente a chiedere agli operai comunali di finire il lavoro. Quindi se io certo avessi chiuso gli occhi di fronte a determinate situazioni sarei vissuto molto bene, anche se avessi fatto altre scelte politiche sul vice sindaco, sugli ingressi in giunta, certo avrei vissuto tranquillo senza disturbare nessuno, anzi voglio dire, forse si aspettava da me di preparare delle carriere politiche o di assecondare determinati processi, ma facendo il sindaco a 60 anni sinceramente non sono venuto a farlo per quello, per la vecchia politica. Cerco, io che appartengo, che provengo dalla vecchia politica, cerco di fare qualcosa di nuovo, qualcosa che possa essere apprezzato dai cittadini, e devo dire che i cittadini in questi 2 anni mi hanno sostenuto e ho trovato consenso. Magari in piccoli gruppi ho trovato molta ostilità, devo dire che insomma io di pazienza ne ho portata sin troppa in questi 2 anni, un anno e mezzo, però come dire la misura è colma, io riesco a controllarmi senza urlare o imprecare o dire qualcosa di peggio, anche se non leggo in chiesa la domenica, però adesso veramente la misura è colma. Io credo che i consiglieri, se vogliono svolgere il loro ruolo,
devono essere presenti, devono collaborare, non fare assenze e presenze a intermittenza. Poi le darò la parola al consigliere Bortorusso se vuole parlare. No, non sto facendo nessun comizio, sto parlando perché ho rispetto dei cittadini che sono... immagino che parlerete, immagino se non parlate di fronte a queste affermazioni. Ecco, quindi io faccio un appello a tutti i consiglieri comunali perché sia ben chiaro, e questo lo dico anche alla popolazione, che prima di tutto questa amministrazione non si è fermata. Certo, lavorare in una condizione in cui gli sgambetti sono all'ordine del giorno non è stato facile, perché già il lavoro del sindaco e il lavoro degli amministratori è un lavoro pesante, ma senz'altro io vi assicuro di aver dato tutto me stesso. Non ci sono stati sabati, non ci sono state domeniche, e una media molto elevata di ore al giorno, quindi credo di aver fatto mi sono impegnato per questo. Io ricordo che mi è stato chiesto di fare il sindaco a tempo pieno, vero assessore Bortorusso, consigliere Bortorusso si ricorda, proprio per dare un segnale di novità, come mi aveva chiesto lei. Io ho buona memoria, anche perché fino a 2 anni si arriva facilmente, e quindi questo impegno è stato mantenuto, e quando prendo un impegno nei confronti della gente cerco di mantenerlo. Però c'è un punto fondamentale che dovrete avere un attimo di pazienza. La mancata approvazione del bilancio comporta delle conseguenze molto negative, nel senso che io faccio solo un esempio: i lavori alla scuola primaria a Villanova abbiamo ottenuto uno spazio finanziario di 155.000 euro. E questo non basta, bisogna, una volta approvato il bilancio, bisogna subito mettersi sotto per la contrazione di un mutuo che ovviamente non può essere fatta con una sola offerta, ma occorre fare una gara, e questo richiede tempo. E ricordo che i lavori delle scuole vengono fatte in estate, l'unico periodo in cui i ragazzi non sono presenti, e i ragazzi, i bambini in questo caso, insomma. Ecco, quindi con la mancata approvazione del bilancio questo è un lavoro dove già avevamo le possibilità finanziarie che può saltare. Ecco, io ricordo soltanto un'altra cosa: è in atto un procedimento di accordo di programma e di convenzioni con il fondo industriale Idea Finit, che gestisce l'Estgate Park, che durerà alcuni mesi e che è molto importante per il nostro comune, perché non solo perché possono essere anticipati i lavori della rotatoria, che incredibilmente è in carico al comune per un passaggio affrettato dai privati al comune, e che l'ANAS ancora non ha preso in carico, e un intervento di 226.000 euro sui pannelli fotovoltaici, che potrebbero da subito aiutarci a un grosso risparmio energetico su tutto il sistema di illuminazione che è arrivato in carico con la scadenza delle convenzioni al comune. Ecco. E con l'omogeneità delle norme urbanistiche, che può consentire, che può essere un momento di maggior attrazione per le attività produttive. E stiamo marciando a passi forzati, e domani c'è un appuntamento molto importante, che è la sigla, per esempio, della convenzione
del Comune di Fossalta con Idea Fimit e la firma dell'accordo di programma da parte del Comune di Portogruaro e del Comune di Fossalta di Portogruaro, che è una tappa molto importante di questo percorso. E quindi anche questo, interrompere questo processo è una bella responsabilità, è un processo che si gioca non sui mesi, in questo caso sui giorni. L'altro esempio che voglio portare sono i sottopassi della statale, che erroneamente si pensa che li faccia l'ANAS, ma sono seguiti dal Comune, e l'ANAS ci fa letteralmente dannare per le ultime documentazioni al riguardo, con l'estate alle porte, quindi con il rallentamento dei lavori. Anche qui molte volte si pensa, quando c'è un ente che lavora assieme al Comune, che sia l'altro ente che possa fare, ma non è così. Il Comune comunque deve sempre seguire tutti i problemi. Questi sono forse i 3 principali problemi, ma ce ne sono molte altre. Noi stiamo per emettere un bando di gara per la gestione del servizio scolastico, dove siamo andati già in fase sperimentale a un miglioramento dei servizi con mezzi meno inquinanti e con mezzi nuovi. L'erogazione contributi, faccio per citare soltanto l'area dell'istruzione, a favore delle scuole elementari e medie materne paritarie, che è una somma anche abbastanza importante, con la mancata approvazione del bilancio sono fermi. Come nell'area del sociale stiamo andando all'indizione del bando di gara per la gestione del servizio mensa, sia per gli anziani che per le scuole, e anche qui i tempi sono strettissimi, sono tempi che si misurano nello spazio dei giorni. Come la necessità di approvare un regolamento dei servizi sociali, che non c'è. Nell'area culturale le iniziative che prima ricordavo, ovviamente in caso di mancata approvazione di bilancio non vanno avanti, e tanto più nel caso più grave di un commissariamento del Comune. Nell'area ambientale ed urbanistica i lavori che sono iniziati sul sistema fognario di depurazione dell'area artigianale produttiva di Secilato, che hanno un importo di 650.000 euro e che vanno a cominciare a un riordino di un'area cresciuta, come tante altre nel nostro paese, in modo disordinato, sistemando dal punto di vista ambientale, fognario e della depurazione un'intera area produttiva. Come gli interventi sulla quercia di Villanova, che è stata presa per i capelli, con vari interventi, o per la chioma per meglio dire, con vari interventi che si stanno susseguendo in queste settimane in modo ripetuto, perché qui la situazione è grave. Come gli interventi sulla maglia idraulica minore, c'è qualcuno che dice ma cosa fate, fossi, con un atteggiamento sprezzante, o che lo scrive addirittura. I fossi vanno fatti anche per impedire che le abitazioni vadano sotto acqua, e anche qui dobbiamo seguire assieme al Consorzio di Bonifica questi lavori. E tutta la partita delle varianti, le varianti verdi, pareva a un certo punto che fosse in qualche modo un mio grillo che mi fosse passato per la testa, ma queste varianti verdi sono adottate e approvate e adottate da tutti i comuni del Veneto, perché siamo di fronte a una legge regionale, perché ci sono aree edificabili ferme da 15-20 anni e la gente su queste aree continua a pagare le tasse, e ci sono pensionati, che prendono 800 euro al mese, che pagano 1000 euro di IMU. Mi chiedo se questo sia giusto, se sia una cosa di sinistra, no? Come si diceva una volta. E le varianti puntuali e il piano del commercio, che era anche qui, insomma,
un cavallo di battaglia di alcuni consiglieri che noi abbiamo iniziato e che sarebbe fermato. E sul piano dell'edilizia scolastica o comunque di strutture afferenti alla scuola contiamo di fare il lavoro della pista di atletica quest'estate, ma comunque sono lavori da seguire e pratiche da definire. Sulla scuola di Villanova, ho già detto, è un punto gravissimo, perché ritardare anche di pochi giorni l'approvazione del bilancio impedisce di contrarre il mutuo in tempo utile per fare i lavori. Quindi questo io lo dico perché sia chiaro a tutti, e questo può impedire anche i lavori previsti alla scuola media Toniatti. I lavori che devono essere finiti, non è che se un'impresa lavora su via Bettoni tutto va bene, non è così, perché bisogna andare in continuazione a sentire quali sono le richieste dei cittadini, a vedere come vengono fatti i lavori, insomma. Ecco, come nel caso della pista ciclabile di via Valvason, l'amministrazione ha deciso di non prenderla in carico. È ancora in carico il comune di San Donato finché non arriveranno i soldi della regione per poter fare dei parapetti e quindi completarla. Quindi su ogni lavoro, su ogni problema che si affronta ci sono problemi. Come per il resto penso anche tutto il piano delle opere pubbliche, in particolare la manutenzione straordinaria che è stato illustrato prima, la manutenzione straordinaria della viabilità. Basta citare i marciapiedi di via Callalta che risalgono credo agli anni 50, alcuni tratti a Vado e a Villanova che si trovano in una situazione disastrosa. Tutta la partita ancora aperta a 2 anni dall'inaugurazione della tangenziale per quanto riguarda l'innesto di via Primo Maggio e lo spostamento dello stop in direzione dell'innesto. Vi assicuro che per trovare degli accordi con l'ANAS le cose sono molto molto faticose, e come per altri interventi come la pulizia del canale Lugugnana nel tratto centrale, quest'anno siamo riusciti a fare dal ponte della cooperativa agricola fino al comune di Teglio, ma il prossimo anno stiamo insistendo con il consorzio di bonifica per la pulizia del tratto del centro storico. Come gli attraversamenti della fognatura bianca in via Bettoni che mettono in difficoltà molte abitazioni, come alla necessità di altri interventi idraulici per cui ci sono già le disponibilità a Fratta, come il completamento dei lavori del piano terra del municipio, come altre cose come l'adeguamento funzionale alla pompa del sottopasso di via 4 novembre, quello di via Olimpia è stato realizzato nel 2015, come la messa a norma delle centrali termiche del municipio, della biblioteca, dell'ex Visentini e delle Toniatti, come il cimitero del capoluogo che ha bisogno di interventi. Ma ci sono anche necessità del personale comunale, quindi è aperta una trattativa sia con la polizia locale che con il personale per quanto riguarda le progressioni economiche. Occorre garantire alcuni servizi come rinnovare il contratto che scade tra pochissimo con l'assistente sociale e anche arrivare ad un'opera generale di verifica di tutti i regolamenti comunali, possibilmente introducendone degli altri, senza contare altri interventi nel settore della protezione civile come la continuazione che già abbiamo avviato per il rinnovo del materiale e delle attrezzature. Quindi in conclusione di questo intervento ci sono problemi molto concreti da affrontare e urgenti, di cui emerge l'importanza in quei 3-4 problemi che ho sottolineato.
E quindi per questo io faccio un appello a tutti i consiglieri affinché venga approvato questo bilancio e di non esporre l'amministrazione a un commissariamento che non sarà in questo caso un commissariamento breve di pochi mesi, ma sarà un commissariamento lungo un anno. Quindi la situazione in questo caso sarà veramente grave e tutti dovranno assumersi le loro responsabilità. Io le mie me le sto assumendo. Mi permetto di fare due piccole premesse. Sentito il discorso del sindaco, per cui mi scuso se non sono precisa nel ribattere quanto da egli appena affermato. Una cosa che mi preme molto è sottolineare che la maggioranza dei lavori pubblici che sono adesso in atto sono frutto e sono la realizzazione dell'impegno delle amministrazioni precedenti, cosa che non è mai stata sottolineata e che anzi il signor Sindaco ha spesso dimenticato. Questo lo dico perché facevo parte di un'amministrazione precedente e credo che ci siamo impegnati anche in tal senso. Rispetto alla battuta che ho apprezzato molto sulla sponsorizzazione di carriere politiche, ricordo al signor Sindaco che sia io che l'assessore Mirko, ci siamo dimessi, per cui forse questo non è il voler andare avanti o voler una carriera politica che il sindaco non ha sponsorizzato. Altra premessa a cui tengo molto, io e il consigliere Drigo con lettera scritta, per cui è tutto in qualche maniera rintracciabile, abbiamo chiarito al signor Sindaco a marzo 2016 qual era la nostra posizione rispetto a questo Consiglio Comunale e a questo bilancio, per cui sostenere che non abbiamo fatto il ruolo dei consiglieri è una grave offesa a mio avviso. Abbiamo chiarito e abbiamo tentato di trovare ancora una volta un confronto che non c'è stato. E mi si lasci anche una battuta personalissima, riprendendo sempre quello che dice il signor Sindaco, che di certo ha un'esperienza politica invidiabile, alla quale io nemmeno posso in nessuna maniera avvicinarmi, però mi permetto di dire che mai e poi mai mi sarei sognata che un sindaco si comportasse con la propria maggioranza come ha fatto questo sindaco. Detto ciò, se mi è permesso, mi scuso se leggo, anche se è inappropriato, ma è più semplice anche visto i tempi. Non vi è stata mai da parte del sindaco una reale ed autentica volontà di confronto, di discussione, di dialogo sulle tematiche di natura amministrativa e politica che abbiamo tentato di porre alla sua attenzione. È vero, sono state convocate riunioni di maggioranza, le quali però erano tutte finalizzate allo studio e alla preparazione degli argomenti da trattare nelle varie sedute del Consiglio Comunale. Non è mai stata convocata, invece, soprattutto dopo la presentazione della nuova compagine di governo nel settembre 2015, alcuna riunione con l'obiettivo di affrontare insieme le problematiche da noi poste. Le nostre motivazioni sono state rimaste inascoltate e tutt'al più, anche stasera, sono state etichettate come mere motivazioni di carattere personalistico. Basti prendere in considerazione per riguardo le dichiarazioni rilasciate dal sindaco negli ultimi mesi ai mezzi di stampa, qui presenti peraltro. Nelle intenzioni del sindaco è prevalsa, a nostro avviso, la volontà di rottura, la volontà di recidere la matrice culturale e politica di centro-sinistra che è sempre stata la base, nel succedersi degli anni, della lista civica Insieme per Fossalta. Queste sono alcune delle questioni, forse le più significative, che abbiamo tentato di sottoporre all'attenzione del sindaco, rimanendo assolutamente inascoltati. Non condividiamo la scala di priorità che si è data a questa amministrazione comunale, in quanto non dà il senso di un'amministrazione di centro-sinistra. Alle condivisibili attenzioni per le manutenzioni e per i lavori pubblici, in particolare per gli edifici scolastici, non sono state associate analoghe attenzioni per lo sviluppo economico ed occupazionale del nostro comune,
e per i servizi sociali. Del tutto inaccettabile la riduzione dell'orario di lavoro dell'assistenza sociale, ad esempio. Sono stati invece esternalizzati molti servizi, tra cui il trasporto scolastico, lo sfalcio, la manutenzione del verde pubblico, i servizi cimiteriali e quant'altro, con evidente aumento di costi di gestione. Non condividiamo il fatto che, a fronte della riduzione obbligatoria, secondo disposizioni di legge, del numero degli assessori da 6 a 4, sia aumentata e di molto la spesa relativa al compenso degli amministratori. Il sindaco ha gestito la composizione della giunta comunale a suo piacimento. Ne costituisce la prova più lampante la scelta di un vice sindaco non eletto dai cittadini, una scelta motivata nel Consiglio Comunale del 34-2015 dalle competenze del vice sindaco medesimo, implicitamente dichiarando con ciò la totale assenza delle suddette competenze in capo alle altre persone che in quel periodo componevano la giunta e la maggioranza. Nella campagna elettorale relativa alle amministrative 2014, nonché nel programma della lista civica insieme a Trifossalta, concordemente con tutti i candidati della lista suddetta, abbiamo sostenuto le necessità di un sindaco a tempo pieno, affinché egli si dedicasse quotidianamente alle questioni amministrative e fosse presente nel tessuto sociale, volontariato, culturale e sportivo della nostra comunità. Tutto ciò si è solo minimamente realizzato. L'assoluta mancanza di fiducia nell'operato dei dipendenti, accompagnata dalla denigrazione delle amministrazioni comunali passate in nome della discontinuità e della politica nuova, hanno assorbito così tanto il sindaco da non consentirgli di svolgere adeguatamente le attività più tipiche di un primo cittadino, quali la partecipazione alle riunioni delle società partecipate della città metropolitana, la promozione di iniziative politiche sulla sanità, l'unione dei servizi comunali, con conseguente isolamento del comune di Fossalta rispetto al territorio circostante, la partecipazione alle iniziative associazionistiche, istituzionali e di rappresentanza. Per portare soltanto un esempio, in ordine a questa nostra doglianza, riteniamo significativo che nessun componente del governo cittadino abbia presenziato le manifestazioni realizzate dal comune di Aucamville relative al 25° anniversario del gemellaggio. Da sottolineare inoltre come, dopo il rimpasto di giunta del settembre scorso, non sia stata assegnata a nessun assessore la delega al gemellaggio. Infine, durante il Consiglio Comunale del 29/10/2015, dinanzi alle gravi e pesanti affermazioni del capogruppo di minoranza nei confronti di esponenti della maggioranza, la festa della liberazione, così come veniva celebrata in precedenza, è stata sprezzantemente definita un festino per simpatizzanti del PD. Inoltre, sempre riferito alle amministrazioni precedenti, si è sempre avuto la sensazione di avere due tipologie di cittadini, quelli amici e quelli non. Il sindaco ha taciuto, nessuna parola finalizzata a stigmatizzare queste dichiarazioni. Di contro, il sindaco si è subito premurato di scrivere una lettera in data 2/11/2015 al capogruppo di minoranza medesimo per porgere le sue personali scuse a fronte di quelle che sono state da lui definite gravi, del tutto inadatte espressioni utilizzate nella medesima seduta consigliare da un consigliere di maggioranza. Nuovamente rispondere su questo. E lei deve, consigliere, se fa delle affermazioni, deve argomentarle e motivarle, perché è troppo facile tirare sassate senza motivare, senza sostanziare. Io quando mai avrei detto, ma lo capisce chiunque, che so, i lavori nelle piste ciclabili, l'istruzione della pratica, l'ottenimento dei finanziamenti era delle amministrazioni precedenti, ma cioè, lo capisce anche un bambino, non è che abbiamo cominciato a lavorare in Viale Venezia improvvisamente, non si può, è una cosa che non si può. E questa delle amministrazioni comunali precedenti è una sindrome che insomma più volte ho notato. Ma dovete dirmi in cosa, in come. Mi avete detto anche che ho parlato contro le amministrazioni, addirittura del sindaco ancora precedente, Bruno Panegai, con il quale ho un rapporto da oltre 40 anni. Insomma. Quindi sì, sono cose che vanno motivate. Certo, io devo dire che scelte fatte allora e che allora erano giustificate, oggi il fatto di aver comprato il cinema, il fatto di aver comprato il campo sportivo di Villanova, eccetera,
sono un oggettivo, ma non perché allora sono state comparate, perché allora c'era un'altra disponibilità dei comuni che evidentemente lo consentiva, ma oggi il cinema è chiuso, ci vuole circa 1,5 milioni per metterlo a posto, quindi noi abbiamo fatto domande alla regione, ma chissà quando questi soldi potranno arrivare, e intanto è lì chiuso un locale, dovresti chiudere. È lì un locale in centro. Abbiamo il comune di Villanova, sul quale mi era stato rimproverato addirittura non te ne dà neanche 10.000 euro la parrocchia di Villanova. Abbiamo chiuso quella partita con l'erogazione, con l'ultimo mutuo di 200.000 euro, di 65.000 euro alla parrocchia di Villanova, però non è finita, ci vorrà 18.000 euro per fare il contratto di compravendita e bisognerà intervenire sulle tribune e sull'illuminazione che non sono a norma. Allora queste cose io ho il dovere mi si è accusato anche di essere contro il teleriscaldamento, ma può esserci una banalità peggiore di questa? Insomma, il teleriscaldamento è un'opera apprezzata dalla popolazione, è un'opera pilota. L'altra settimana abbiamo avuto un sopralluogo della Regione Veneto che ha molto apprezzato quello che si è fatto e che è stato l'impegno dell'amministrazione precedente. Quello che io sto riscontrando e che devo dire è che gli uffici ovviamente sono stati bloccati per molto tempo sulla rendicontazione di quest'opera. Questo per dire, addirittura mi si è detto che non voglio l'ampliamento, come dipendesse da me l'ampliamento dell'opera di teleriscaldamento, quando ci sono due cose fondamentali, Assessore Elena, perché lei l'ha scritto anche su una lettera aperta, me la ricordo quando ho dato le dimissioni, che io non voglio ampliare il teleriscaldamento a Stiago, tra l'altro, dove sarebbe l'ampliamento naturale. Ci vogliono due condizioni: primo, che l'industria che promuove, il gruppo che promuove questo teleriscaldamento, cioè la Zignago, attraverso i suoi gruppi, diciamo Zignago per intenderci, no, deve avere una disponibilità. La Zignago ha detto chiudiamo prima questo, poi andiamo a vedere. Devo io dire all'amministratore delegato della Zignago, lo sa benissimo che siamo interessati a un ampliamento della rete di teleriscaldamento. L'altra condizione fondamentale è avere risorse comunitarie. Attualmente non ci sono bandi su questo argomento. Ha capito, consigliere Elena? Ecco, così spero che non salti più fuori questo teleriscaldamento, insomma. Che ripeto, è un'opera apprezzata dalla popolazione e anche dal sottoscritto. E è ancora da chiudere questa rendicontazione, perché ci troviamo delle cose vecchie da mettere a posto e speriamo in questi giorni di chiuderlo senza eccessive penalizzazioni, perché la regione è controllata a sua volta da un'autorità superiore che verifica tutta la contabilità che abbiamo fatto e che fa la regione. Rispetto alle vostre dimissioni, io non vi ho mai chiesto le dimissioni. Se siete sinceri lo dite, non l'ho mai chiesto, questa è stata una vostra scelta. Le dimissioni dell'assessore Bortolusso me le sono anche sentite, perché le ho tenute 2 mesi ferme, cercando di parlare e di convincere. E il comportamento del sindaco, io vorrei capire quali comportamenti, perché il confronto non c'è stato. Certo, se come l'ultima volta, consigliere Elena, io la invito a un colloquio e mi dice è inutile che parliamo, è difficile, poi per carità siamo stati 40 minuti al telefono, però se non c'è la disponibilità ad incontrarsi è difficile. Lo stesso è successo con altri, anche con il consigliere Bortolusso. Una cosa su cui veramente non ci sto è che mi si dica che ho stravolto la matrice culturale del centro-sinistra, perché forse lei era appena nata
e io ho iniziato a fare politica, no, forse lei non era nata quando io ho iniziato a fare politica, anzi sicuramente non era nata, quando ho cominciato a fare politica, su uno schieramento di sinistra. Poi i tempi cambiano, per carità, chi resta fermo nelle posizioni degli anni 50, degli anni 70, credo che oggi abbia poca udienza nella società italiana, che è profondamente diversa da allora. Quello che conta è tenere i valori di fondo, e io questi valori di fondo credo di averli ancora, e non ho bisogno del suo esame del sangue, cara consigliere Leni. E le ricordo che la lista civica Insieme per Fossalta ho cominciato a farla io assieme ad altri, e credo di aver avuto un ruolo non secondario dal 95 ad oggi, e questo, se mi permette, è una cosa che lei non può porre in discussione. Di quale scala di priorità stiamo parlando? Perché la scuola non è un problema da mettere al centro, dove tutti passano nella scuola. L'altro giorno ho avuto un incontro bellissimo con 2 classi di quarta elementari, e c'è una consapevolezza piena, insomma, da parte degli insegnanti, da parte delle maestre, da parte degli operatori scolastici, che l'amministrazione comunale è al loro fianco. Perché dire che non c'è attenzione al servizio sociale? Meglio di me può dirlo l'assessore Moretto. Perché dire che si è voluto esternalizzare a tutti i costi il servizio scolastico, di trasporto scolastico, quando c'erano dei pullman del 1986, ripeto. Quando è andato in pensione il personale, un'unità, e quindi era impossibile mantenere i 3 giri, quindi siamo andati a 2 giri esterni e a 1 ancora fatto dal comune. E quando un altro operaio impegnato in questo servizio a fine anno andrà in pensione. Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Perché o ci sono argomentazioni, oppure, certo, il punto del compenso degli amministratori è aumentato, perché l'ho detto io, che è stata una scelta di un sindaco a tempo pieno. Per me non è aumentato il compenso, perché il mio stipendio di insegnante, come chi fa l'insegnante sa, si aggira sui 2.000 euro con tredicesima, in questo caso è 1.800 euro, così lo sanno tutti, senza tredicesima. E sulla questione e sicuramente lavoro qualche ora in più rispetto alla scuola, ti assicuro, e l'ho detto prima, rispetto al problema del vice sindaco, che è stato un tormentone, no? di questo anno e mezzo, e io ribadisco quello che ho detto in quel consiglio comunale, dove ho usato competenze generali, un'altra parola, e dove i problemi, se lei ricorda, sono nati da subito, che io mi sono ritrovato con una giunta che proveniva dall'esperienza amministrativa precedente. L'unico elemento di novità che ho cercato di introdurre è stata quella dell'assessore esterno. Ma perché questo scandalo? Quando tutte le amministrazioni della lista di centro-sinistra dal 95 ad oggi hanno ricorso ad un assessore esterno, addirittura in molti casi assessori non eletti con pochissimi voti, perché dire che il vice sindaco c'era già stato un vice sindaco esterno. Allora di cosa stiamo parlando? Dov'è questo scandalo? E su questo le pressioni sono state enormi, e anche le minacce, e anche i ricatti politici, perché quando si scrive deve dare le dimissioni non da vice sindaco ma da assessore, è una cosa pesante. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto il vice sindaco? È inquisita dalla magistratura, dorme fino a mezzogiorno di mattina, e non fa bene il suo lavoro, ha fatto errori grossolani? No, niente di tutto questo. Allora mi pare che il suo lavoro, come il lavoro degli altri assessori che oggi ho in giunta,
quello che io chiedevo alla giunta precedente era soltanto un lavoro collegiale. Oggi in nessun settore si può lavorare se non c'è un lavoro di gruppo collegiale, e quindi non si può lavorare a compartimenti stagni. Io questo l'ho cercato di farlo capire in tutti i modi, forse non sono riuscito a farmi capire bene, evidentemente per i miei limiti. Oggi con la giunta attuale il lavoro è collegiale, tutti sanno tutto dei vari settori. L'altra cosa che insomma dovrebbe portare qualche giustificazione, dove non vado alle partecipate, io domani vado all'assemblea dell'ASBO e quando non riesco va un altro assessore, quando non riesce neanche l'assessore concordo con altri sindaci di essere rappresentati, perché a volte le riunioni sono concomitanti, ma anche qui di cosa stiamo parlando, consigliere Renzo? Io non andrei alle manifestazioni, ma io ci vado alle manifestazioni e ci vanno anche gli assessori di questa giunta. Cita il gemellaggio, io ho chiesto un favore per una mia situazione a livello familiare, che non potevo assentarmi dalla mia famiglia per 4 giorni, ho chiesto un favore al consigliere Anastasia, che è andato assieme all'ex vice sindaco, assieme ad un ex assessore che bene conoscevano quella realtà e le persone. Dopodiché vogliamo aggrapparci a questo gemellaggio che gli stessi francesi hanno detto che è concluso, o piuttosto vogliamo pensare qualcosa di diverso, qualcosa che ricorda lo spirito che mi ricordo quando ero in giunta io negli anni 90, quando è partito uno scambio continuo tra le scuole, le associazioni, i cori, eccetera, quindi fare qualcosa di sostanzioso. Su questo sono disponibile. L'altra cosa che non ci sto, per mia storia personale, anche qui perché ci sono anche motivi affettivi, è il 25 aprile, cara consigliera Elena. Io ho fatto dei 25 aprile a Padova, dove c'erano i fascisti in carne ed ossa, quelli che picchiavano, quelli che mettevano le bombe, non il consigliere Strumento, capisce? E quindi io sono tenuto, e quindi di questa storia io la voglio tutelare contro le sue affermazioni, perché lei non si può permettere di dire questo. E vada a leggere il mio discorso, o non l'ha sentito l'anno scorso sul 25 aprile che cosa ho detto, e vada anche a sentire il discorso che ha fatto il 25 aprile del 2014 il consigliere Bortolusso. Erano sostanzialmente le stesse cose. Ma si vuole creare polemica a tutti i costi. Perché non è venuta il 23 e il 25 aprile di quest'anno? Il 23 aprile abbiamo fatto una bellissima iniziativa con le scuole. Lei non era presente e altri non erano presenti. E il 25 aprile al mattino, ricordando il soldato indiano che è morto a Badol, era un altro funerale. Ecco, allora, no. Questo per dire, no, le do la parola. La manifestazione del 25 aprile è stata celebrata in 2 giornate quest'anno. Ecco, quindi questo mi sentivo di precisare, perché io non faccio accuse e non ho mai fatto. Portatemi l'esempio che io non ho voluto il confronto, che io ho lanciato. Le accuse le ho solo subite in questi anni. Adesso sto rispondendo soprattutto per un motivo, perché ritengo che i cittadini debbano sapere di votare questo bilancio per non aprire una strada incerta, molto pericolosa del commissariamento. Quindi faccio un accurato appello, ripeto, a tutti i consiglieri, non per una fiducia nei miei confronti, ma per dare la possibilità alla nostra comunità di continuare ad affrontare i problemi.
Aggiungo, visto che nessuno parla, consigliere Elena, che lei dice che ha collaborato con questa nella lettera del 14 maggio, ha collaborato come nel caso dell'assunzione del mutuo di 200.000 euro. Non era presente lei quando abbiamo approvato il mutuo di 200.000 euro, capisce? Ecco, e poi deve dirmi in che cosa non è d'accordo sul documento unico di programmazione che ricalca nella parte introduttiva il programma elettorale della lista civica insieme perfossata. Vuol dire che non l'ha nemmeno letto. E poi la cosa incredibile è che lei il 14 marzo dice, assieme al consigliere Torino Drigo, che non approveremo il bilancio comunale del 2016. Io il 14 marzo del 2016 non avevo visto il bilancio di previsione, non era neanche pronto il bilancio consultivo. Quindi lei dice in questa lettera che non lo approva, non approva un documento che nemmeno aveva visto. Non raccolgo questi attacchi personali. Nessuno attacca personali. L'hai scritto tu? Ho risposto più volte al signor Sindaco in altre sedi. Ora credo che le motivazioni siano state chiarite. Credo che le motivazioni siano state chiarite. Non ho altro voler avere. No, a mio avviso no, sono state chiarite, ma credo anche all'avviso di molte persone. Benissimo, ribadisco, ma adesso le sue sono provocazioni e non intendo... No, sì, ma certo, ma non è giusto che il sindaco in questo momento abbia l'ultima parola, come l'ha sempre voluta in tutte le nostre sedute di giunta, in tutte le nostre sedute di maggioranza e in tutte le occasioni in cui qualcuno non era d'accordo con lui. Mi permetto di chiudere qui, grazie. E invece io le rispondo che chi mi conosce sa che io non sono, ovviamente non ho nessun istinto dittatoriale, che forse una mia caratteristica è stata sempre quella della mediazione. Io non ho mai avuto contrasti con nessuno a Possalta, forse, che so, ad eccezione di un cittadino, che tutti conoscete. Ci sono altri interventi, altre dichiarazioni di voto? Bene, allora pongo in votazione il bilancio di previsione finanziaria 2016-18. Chi è favorevole? 5. Contrari? Astenuti? 8. Sottolineo che per 2 anni mi sono sentito dire che io facevo accordi con l'opposizione. Questa sera no, perché alcuni consiglieri della maggioranza hanno votato con l'opposizione. Questo a futura memoria. Grazie. La seduta è chiusa. Grazie signor Sindaco. Sì, prego. Sì, prego. Come ultimo volevo precisare, noi abbiamo ascoltato attentamente la sua analisi che tutto sommato condividiamo. Ci rendiamo conto delle problematiche che porterebbe il commissariamento del nostro comune. Purtroppo però questa sera abbiamo visto palesemente la maggioranza in questo Consiglio Comunale non esiste più, non si può non prenderne atto. Chiaramente lei ha elencato tutta una serie di cose da fare che sono importantissime per la nostra comunità. Lei ha detto prima che appunto la nostra comunità ha bisogno di persone responsabili.
ed è per questo noi abbiamo aspettato la votazione, perché alla fine pensavamo che chi ha dissentito, gli elementi della maggioranza che hanno dissentito fino adesso potessero in qualche modo non farlo in questa votazione, diciamo, più importante. Così non è accaduto, però c'è ancora una possibilità per questo comune di realizzare tutto quello che lei ha elencato. Noi appunto ci siamo sempre espressi, abbiamo sempre voluto fare un'opposizione, diciamo, costruttiva piuttosto che distruttiva. Forse purtroppo questa è stata anche una delle cause che ha portato a questa, diciamo, vostra rottura, perché lei naturalmente è andato controcorrente a quelle che erano i diktat, molto probabilmente, che negli ultimi 30 anni forse si erano realizzate. Quindi ed è per questo motivo che io ora a nome del gruppo comunque voglio esprimere una nostra disponibilità ad un confronto con, diciamo, l'ex maggioranza, perché capiamo che un commissariamento sarebbe distruttivo, sarebbe una cosa veramente grave per la nostra comunità. Chiaramente non è possibile da parte nostra mantenere in vita una maggioranza che non è maggioranza. E quindi, se si vogliono fare le cose, serve una maggioranza in questo Consiglio comunale. E appunto, se lei ha bisogno di gente responsabile, noi siamo qua. Gente responsabile che forse lei non aveva e non ha avuto nella sua maggioranza. Quindi, per noi, questa sera non è tutto perduto, ma potrebbe essere anche un inizio forse di un'amministrazione migliore e più consapevole di quelli che sono i reali problemi della gente e non appunto le baruffe partitiche che vedo tuttora dentro questa maggioranza. Lei ha detto bene, ormai non siamo più negli anni 50 o 70, siamo andati oltre. La gente ha lo schifo di vedere le baruffe fatte non solo a livelli alti ma anche su comuni dove gira un tozzo di pane e comunque ci si scanna per avere un minimo di potere. Questo è inaccettabile e noi non possiamo far altro, appunto, con senso di responsabilità, metterci anche a disposizione. Chiaramente devono esserci le condizioni per farlo. Vi passiamo la palla e che Dio ci aiuti. Sì, solo per rispondere, consiglio Sorrento, io tengo presente due cose. Uno è l'interesse della popolazione fossalta e due, se mi consente, la mia dignità, la mia faccia. Certo, se avessi fatto altre scelte sul vice sindaco, se avessi fatto altre scelte su assessori, se avessi fatto scelte diverse sui dipendenti, avrei dormito sonni tranquilli. Ma io generalmente faccio quello in cui credo e, ripeto, su questo credo di aver trovato consenso. Quello che non accetto e che non potrò accettare, questa crisi probabilmente poteva essere risolta cacciando qualcuno dalla giunta, ma siccome non c'era nessun motivo per cacciare gente che fa il suo dovere fino in fondo, non cedo a pressioni e ricatti. Questo deve consentirmelo e quindi preferisco in qualche modo chiudere l'esperienza piuttosto che perdere la faccia e perdere la mia dignità. E questo non lo so, nei prossimi ore, nei prossimi giorni rifletterò, perché si sa che c'è un'ulteriore possibilità di convocare il Consiglio Comunale. Io non sono in grado al momento di rispondere alla sua domanda. Lo so che c'è stata un'opposizione costruttiva, anche se
nei momenti fondamentali, i bilanci eccetera, avete votato sempre contro. C'era la sicurezza in alcuni membri della maggioranza che voi avreste votato a favore anche questa sera. Questa invece è la dimostrazione che un pezzo di maggioranza e l'opposizione ha votato contrario. Ecco, quindi in queste ore io penserò il da farsi, se considerare chiusa questa esperienza, e considerarla chiusa vuol dire per me, siccome anche ho un orgoglio personale, ricandidarmi il prossimo anno, quando alle elezioni, e quindi lì vedremo veramente chi avrà più consenso, oppure fare il tentativo di convocare un nuovo consiglio comunale. In questo momento non sono in grado di dirlo, ho bisogno di fare una riflessione. Grazie a tutti.